Ben ritrovati nello spazio del Friuli Venezia Giulia per il prossimo evento in programma, questa carrellata di iniziative che stiamo presentando per far conoscere gli eventi culturali e le manifestazioni culturali che si svolgono in Friuli Venezia Giulia. Appuntamento di adesso vede protagonista vicino lontano e la Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe per la lettura scenica di Lettere contro la guerra di Tiziano Terzani, un libro che raccoglie alcune sue lettere pubblicate sul Corriere della Sera all'indomani dell'11 settembre. Questa lettura scenica che verrà condotta da Alessandro Conte e Gianni Cianchi, che sono qui con noi e ai quali io cederei immediatamente la parola per appunto la lettura scenica di Lettere contro la guerra di Tiziano Terzani. Avevo già in tasca il biglietto per Delhi quando il solito amico mi chiamò. L'hai letta? Chi? La Fallaci. T'ha risposto nel Corriere di stamani. Lessi i 4 paginoni e mi prese una gran tristezza. L'11 settembre era stata l'occasione di svegliare ed aizzare il cane che è in ognuno di noi. Il punto centrale della risposta dell'Auriana era non solo di negare le ragioni del nemico, ma di negargli la sua umanità, il che è il segreto della disumanità di tutte le guerre. Mi colpì, poi mi fece una gran pena. Ognuno ha diritto ad un suo modo di affrontare la vecchiaia e la morte. Mi dispiaceva vedere che lei aveva scelto la via del rancore, dell'astio, del risentimento. Sinceramente mi dispiaceva per lei, perché la violenza, ne sono sempre più convinto, brutalizza non solo le sue vittime ma anche chi le compie. Mi misi a scrivere. La lettera questa volta era diretta a lei. Uscì sul Corriere l'8 ottobre, il giorno in cui i giornali erano dominati dalle foto di Bush e di Osama Bin Laden. L'America aveva cominciato a bombardare l'Afghanistan. Io partivo per Parigi, da lì sarei volato a Delhi e poi in Pakistan. Le lettere sono quelle scritte nel corso di questo lungo viaggio. De Bortoli ed io non abbiamo affatto le stesse idee. Lui, ad esempio, concluse l'editoriale del 12 settembre con una frase famosa: siamo tutti americani. Bene, io no. Di fondo mi sento fiorentino, un po' italiano e sempre di più europeo. Ma americano proprio no, anche se all'America debbo molto. In fondo trovo difficile questo definirmi. Sono arrivato alla mia età senza mai aver voluto appartenere a nulla, non a una chiesa, non a una religione. Ho bisogno di sentirmi libero. E questa libertà è faticosa perché ogni volta davanti ad una situazione, quando bisogna decidere cosa pensare, cosa fare, si può solo ricorrere alla propria testa, al proprio cuore e non alla facile linea pronta all'uso di un partito o alle parole di un testo sacro. Con queste lettere non cerco di convincere nessuno, voglio solo far sentire una voce, dire un'altra parte di verità, aprire un dibattito perché tutti prendiamo coscienza. Nell'Himalaya indiana, gennaio 2002. Orsigna, 14 settembre 2001. Non c'è niente di più pericoloso in una guerra, e noi ci stiamo entrando, che sottovalutare il proprio avversario. Ebbene, la Jihad islamica, quella rete clandestina ed internazionale che fa ora capo allo sceicco Osama Bin Laden e che con ogni probabilità ha avuto la mano nell'allucinante attacco sfida agli Stati Uniti, è tutt'altro che un fenomeno di pazzia. E se vogliamo trovare una via d'uscita dal tunnel di sgomento in cui ci sentiamo gettati, dobbiamo capire con chi abbiamo a che fare e perché. È solo negli ultimi 10 anni che il fenomeno della globalizzazione, o meglio, della americanizzazione, si è rivelato nella sua ampiezza. Ed è esattamente nel 1991 che Bin Laden
fino allora un protégé degli americani, si rivolta contro Washington. La risposta di Bin Laden è venuta ora a New York, a Washington. Le azioni di questi uomini sono atroci, ma non sono gratuite, sono atti di guerra. Una guerra che da tempo non è più quella cavalleresca, una guerra in cui il bombardamento di popolazioni inermi è già stato un fenomeno comune a tutti i belligeranti dell'ultimo conflitto mondiale, da quello delle V2 tedesche su Londra al bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, col suo bilancio di oltre 200.000 morti, tutti civili. Dal 1983 gli Stati Uniti hanno bombardato nel Medio Oriente paesi come il Libano, la Libia, l'Iran e l'Iraq. Dal 1991 l'embargo imposto dagli Stati Uniti all'Iraq di Saddam Hussein dopo la guerra del Golfo ha fatto, secondo stime americane, circa 500.000 di morti, molti dei quali bambini, a causa della malnutrizione. 50.000 morti all'anno sono uno stillicidio che certo genera in Iraq e in chi si identifica con l'Iraq una rabbia simile a quella che l'ecatombe di New York ha generato nell'America e di conseguenza anche in Europa. Importante è capire che fra queste due rabbie esiste un legame. Ciò non significa confondere le vittime coi boia, significa solo rendersi conto che se vogliamo capire il mondo in cui siamo, lo dobbiamo vedere nel suo insieme e non solo dal nostro punto di vista. Più che rimuovere i terroristi e chi li ha appoggiati, sarebbe più saggio rimuovere le ragioni che spingono tanta gente, soprattutto fra i giovani, nelle file della Jihad e fanno loro apparire come una missione il compito di uccidersi e di uccidere. Il problema è che fino a quando penseremo di avere il monopolio del bene, fino a che parleremo della nostra come la civiltà, ignorando le altre, non saremo sulla buona strada. Meglio sarebbe aiutare i musulmani stessi a isolare, invece che renderle più virulente, le frange fondamentaliste e a riscoprire l'aspetto più spirituale della loro fede. Vediamo un contributo video.
Firenze, 4 ottobre 2001. Oriana, quel che ci sta succedendo è nuovo. Cambiamo allora il nostro modo di pensare, il nostro modo di stare al mondo. Le guerre sono tutte terribili. Se alla violenza del loro attacco alle Torri Gemelle noi risponderemo con una ancor più terribile violenza, prima in Afghanistan, poi in Iraq, poi chissà dove, allora alla nostra ne seguirà necessariamente una loro, ancora più orribile, e poi un'altra nostra e così via. A te, Oriana, i kamikaze non interessano. A me, tanto, invece. I kamikaze mi interessano perché vorrei capire che cosa li rende così disposti a quell'innaturale atto che è il suicidio e che cosa potrebbe fermarli. Non si tratta di giustificare, ma di capire. Capire perché io sono convinto che il problema del terrorismo non si risolverà uccidendo i terroristi, ma eliminando le ragioni che li rendono tali. È evidente che al fondo di tutti i problemi odierni degli americani e nostri nel Medio Oriente c'è, a parte la questione israeliano-palestinese, la ossessiva preoccupazione occidentale di far restare nelle mani di regimi amici, quali che siano, le riserve petrolifere della regione. Questa è una trappola. L'occasione per uscirne è ora. Perché non rivediamo la nostra dipendenza economica dal petrolio? Perché non studiamo davvero, come avremmo potuto già fare da una ventina d'anni, tutte le possibili fonti alternative di energia? Potremmo contribuire a mantenere un migliore equilibrio ecologico sul pianeta. Magari salviamo così anche l'Alaska, che proprio un paio di mesi fa è stata aperta ai trivellatori, guarda caso dal presidente Bush, le cui radici politiche, tutti lo sanno, sono fra i petrolieri. In questi tempi di guerra non deve essere un crimine parlare di pace. Per difendersi, Oriana, non c'è bisogno di offendere. Penso ai tuoi sputi e ai tuoi calci. Per proteggersi non c'è bisogno d'ammazzare. Il terrorista che ora ci viene additato come il nemico da abbattere è il miliardario saudita che da una tana nelle montagne dell'Afghanistan ordina l'attacco alle Torri Gemelle. È l'ingegnere pilota islamico fanatico che in nome di Allah uccide se stesso e migliaia di innocenti. È il ragazzo palestinese che con una borsetta imbottita di dinamite si fa esplodere in mezzo a una folla. Dobbiamo però accettare che per altri il terrorista possa essere l'uomo d'affari che arriva in un paese povero del terzo mondo con nella borsetta non una bomba, ma i piani per la costruzione di una fabbrica chimica che, a causa di rischi di esplosione e inquinamento, non potrebbe mai essere costruita in un paese ricco del primo mondo. E la centrale nucleare che fa ammalare di cancro la gente che ci vive vicino. E la diga che disloca decine di migliaia di famiglie, o semplicemente la costruzione di tante piccole industrie che cementificano risaie secolari, trasformando migliaia di contadini in operai per produrre scarpe da ginnastica o radioline, fino al giorno in cui gli operai restano senza lavoro e, non essendoci più i campi per far crescere il riso, la gente muore di fame. Un mondo più giusto è forse quello in cui chi ha tanto non si preoccupa di chi non ha nulla, ma si preoccupa di chi non ha nulla. Un mondo retto da principi di legalità e ispirato ad un po' più di moralità. Tutto è cambiato, tutto è involgarito, ma la colpa non è dell'Islam o degli immigrati che vi si sono installati. Non sono loro che hanno fatto di Firenze una città bottegaia, prostituta al turismo. È successo dappertutto. Firenze era bella quando era più piccola e più povera. Ora è un obbrobrio, ma non perché i musulmani si attendano in piazza del Duomo, perché i filippini si riuniscono il giovedì in piazza Santa Maria Novella e gli albanesi ogni giorno attorno alla stazione. È così perché anche Firenze
si è globalizzata, perché non ha resistito all'assalto di quella forza che fino a ieri pareva irresistibile, la forza del mercato. Credimi, anch'io non mi ci ritrovo più. Per questo sto, anch'io, ritirato in una sorta di baita nell'Himalaya indiana dinanzi alle più divine montagne del mondo. La natura è una grande maestra, Oriana, e bisogna ogni tanto tornarci a prendere lezione. Tornaci anche tu. Peshawar, 27 ottobre 2001. Passano i giorni, ma non mi scrollo di dosso l'angoscia di essere un rappresentante della più moderna, più ricca, più sofisticata civiltà del mondo, ora impegnata a bombardare il paese più primitivo e più povero della terra. L'angoscia di appartenere alla razza più grassa e più sazia, ora impegnata ad aggiungere nuovo dolore e miseria al già stracarico fardello di disperazione della gente più magra e più affamata del pianeta. C'è qualcosa di immorale, di sacrilego, ma anche di stupido, mi pare, in tutto questo. Sui muri bianchi che dividono i campi spiccavano grandi slogan dipinti di fresco. La jihad è il dovere della nazione, un amico degli americani è un traditore, la jihad durerà fino al giorno del giudizio. Il più strano era: il profeta ha ordinato la jihad contro l'India e l'America. Nessuno qui si chiede se al tempo del profeta, 1500 anni fa, l'India e l'America esistessero già. Ma è appunto questa accecante mistura di ignoranza e di fede ad essere esplosiva e a creare, attraverso la più semplicistica e fondamentalista versione dell'Islam, quella devozione alla guerra e alla morte con cui abbiamo deciso, forse un po' troppo avventatamente, di venirci a confrontare. Quando uno dei nostri salta su una mina e viene dilaniato da una bomba, prendiamo i pezzi che restano, i brandelli di carne, le ossa rotte, mettiamo tutto nella stoffa di un turbante e seppelliamo quel fagotto lì nella terra. Noi sappiamo morire, ma gli americani, gli inglesi, sanno morire così? E voi italiani allora? Siete pronti a morire così? Perché anche voi venite qui ad uccidere la nostra gente, a distruggere le nostre moschee. Che direste se noi venissimo a distruggere le vostre chiese, se venissimo a radere al suolo il vostro Vaticano? Cerco di spiegare che la guerra in corso è contro il terrorismo, non contro l'Islam. Cerco di dire che l'obiettivo della coalizione internazionale guidata dagli americani non sono gli afghani, ma Osama Bin Laden e i talebani che lo proteggono. Non convinco nessuno. Io non so che sia Osama, non l'ho mai incontrato, ma se Osama è nato a causa delle ingiustizie commesse in Palestina e in Iraq, sappiate che le ingiustizie ora commesse in Afghanistan faranno nascere tanti altri Osama. Dovunque ci siamo fermati in quelle ore, non ho sentito che discorsi carichi di fanatismo, di superstizione, di certezze fondate sull'ignoranza. Eppure, sentendo parlare questa gente, mi chiedevo quanto anche noi, pur colti e rimpinzati di conoscenze, siamo pieni di preteso sapere, quanto anche noi finiamo per credere alle bugie che ci raccontiamo. Possibile che per proteggere il nostro modo di vivere si debbano fare milioni di rifugiati, si debbano far morire donne e bambini? Per favore, vuole spiegarmi qualcuno esperto in definizioni che differenza c'è tra l'innocenza di un bambino morto nel World Trade Center e quella di un morto sotto le nostre bombe a Kabul? La verità è che quelli di New York sono i nostri bambini. Quelli di Kabul invece, come gli altri 100.000 bambini afghani, che secondo l'UNICEF moriranno quest'inverno se non arrivano subito dei rifornimenti, sono bambini loro. Chetta, 14 novembre 2001. A noi può apparire strano
ma c'è oggi nel mondo un crescente numero di persone che non aspira ad essere come noi, che non insegue i nostri sogni, che non ha le nostre aspettative e i nostri desideri. Un commerciante di tessuti di 60 anni, incontrato al raduno dei missionari tablighi, me lo ha detto con grande semplicità: non vogliamo vivere come voi, non vogliamo vedere la vostra televisione, i vostri film, non vogliamo la vostra libertà, vogliamo che la nostra società sia retta dalla Sharia, la legge coranica, che la nostra economia non sia determinata dalla legge del profitto. Quando io alla fine di una giornata ho già venduto abbastanza per il mio fabbisogno, il prossimo cliente che viene da me lo mando a comprare dal mio vicino che ho visto non ha venduto nulla. Vediamo un altro contributo, nella speranza che non si inceppi. Contributo video. Kabul, 19 dicembre 2001. Ci sono in questa guerra domande a cui gli Stati Uniti si rifiutano di rispondere e che per questo nessuno pone già più. Eccone alcune. Quante sono state finora le vittime civili assolutamente innocenti dei bombardamenti americani? A mio parere, già molte di più delle vittime delle Torri Gemelle. Il terrorismo di cui sono stati vittime gli americani a New York e a Washington è nato esattamente da questa situazione di asimmetria. Pensando di proteggersi,
Gli americani hanno reso tutti più vulnerabili e la vita dell'intero pianeta più precaria e meno piacevole. L'attuale diffusa indifferenza verso quel che sta succedendo agli afghani, ma in verità senza che ce ne accorgiamo anche a noi stessi, ha radici profonde. Anni di sfrenato materialismo hanno ridotto e marginalizzato il ruolo della morale nella vita della gente, facendo di valori come il denaro, il successo e il tornaconto personale il solo metro di giudizio. Senza tempo per fermarsi a riflettere, preso sempre più nell'ingranaggio di una vita altamente competitiva che lascia sempre meno spazio al privato, l'uomo del benessere e dei consumi ha come perso la sua capacità di commuoversi e di indignarsi. È tutto concentrato su di sé, non ha occhi né cuore per quel che gli succede attorno. È questo nuovo tipo di uomo occidentale, cinico e insensibile, egoista e politicamente corretto, qualunque sia la politica, prodotto della nostra società di sviluppo e ricchezza, che oggi mi fa paura quanto l'uomo col Kalashnikov e l'aria da grande tagliagole che ora è ad ogni angolo di strada a Kabul. I due si equivalgono, sono esempi diversi dello stesso fenomeno, quello dell'uomo che dimentica d'avere una coscienza, che non ha chiaro il suo ruolo nell'universo e diventa il più distruttivo di tutti gli esseri viventi. In Afghanistan tutto questo appare chiaro. Nell'Himalaya indiana, 17 gennaio 2002. Il grande progresso materiale non è andato di pari passo col nostro progresso spirituale, anzi, forse da questo punto di vista l'uomo non è mai stato tanto povero da quando è diventato così ricco. Si tratta ora di non continuare incoscientemente nella direzione in cui siamo al momento. Questa direzione è folle, come è folle la guerra di Osama Bin Laden e quella di George Washington Bush. Tutti e due citano Dio, ma con questo non rendono più divini i loro massacri. Allora fermiamoci. Immaginiamoci il nostro momento di ora dalla prospettiva dei nostri pronipoti. Guardiamo all'oggi dal punto di vista del domani, per non doverci rammaricare poi d'aver perso una buona occasione. L'occasione è di capire una volta per tutte che il mondo è uno, che ogni parte ha il suo senso, che è possibile rimpiazzare la logica della competitività con l'etica della coesistenza, che nessuno ha il monopolio di nulla, che l'idea di una civiltà superiore a un'altra è solo frutto di ignoranza, che l'armonia, come la bellezza, sta nell'equilibrio degli opposti e che l'idea di eliminare uno dei due è semplicemente sacrilega. Oggi non si può pensare di continuare a tenere povera una gran parte del mondo per rendere la nostra sempre più ricca. Prima o poi, in una forma o nell'altra, il conto ci verrà presentato o dagli uomini o dalla natura stessa. Il dialogo aiuta enormemente a risolvere i conflitti. L'odio crea solo altro odio. Un cecchino palestinese uccide una donna israeliana in una macchina. Gli israeliani reagiscono ammazzando 2 palestinesi. Un palestinese si imbottisce di tritolo e va a farsi saltare in aria assieme a una decina di giovani israeliani in una piazza. Gli israeliani mandano un elicottero a bombardare un pulmino carico di palestinesi. I palestinesi è avanti di questo passo. Fin quando? Finché sono finiti tutti i palestinesi? Tutti gli israeliani? Tutte le bombe? Certo, ogni conflitto ha le sue cause e queste vanno affrontate, ma tutto sarà inutile finché noi non accetteremo che la violenza conduce solo ad altra violenza. La guerra al terrorismo viene oggi usata per la militarizzazione delle nostre società, per produrre nuove armi, per spendere più soldi per la difesa. Opponiamoci, non votiamo per chi appoggia questa politica.
controlliamo dove abbiamo messo i nostri risparmi e togliamoli da qualsiasi società che abbia anche lontanamente a che fare con l'industria bellica. Diciamo quello che pensiamo, quello che sentiamo essere vero. Ammazzare è in ogni circostanza un assassinio. Parliamo di pace. Introduciamo una cultura di pace nell'educazione dei giovani. Perché la storia deve essere insegnata soltanto come un'infinita sequenza di guerre e di massacri? Ancor più che fuori, le cause della guerra sono dentro di noi. Sono in passioni come il desiderio, la paura, l'insicurezza, l'ingordigia, l'orgoglio, la vanità. Lentamente bisogna liberarcene. Cominciamo a prendere le decisioni che ci riguardano e che riguardano gli altri sulla base di più moralità e meno interesse. Facciamo più quello che è giusto invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi. È il momento di uscire allo scoperto. È il momento di impegnarsi per i valori in cui si crede. Una civiltà si sforza con la sua determinazione morale molto più che con nuove armi. Visti dal punto di vista del futuro, questi sono ancora i giorni in cui è possibile fare qualcosa. Facciamolo. A volte ognuno è per conto suo, a volte tutti insieme. Questa è una buona occasione. Vediamo l'ultimo contributo video. Maybe I'll see you tomorrow. Black and white. Va bene, questi video li trovate con la vostra curiosità e il vostro cuore da qualche parte. È andata così. Buona serata, grazie. Bene, grazie quindi per
questa lettura scenica delle lettere contro la guerra di Tiziano Terzani. Io vi ricordo il prossimo appuntamento, ore 16:30, sempre all'interno dello spazio del Friuli Venezia Giulia. Parleremo di poesia. Condurrà Roberto Cescon con Matteo Marchesini, Daniele Piccini e Paola Zublena. Quindi ore 16:30, poesia all'interno dello spazio del Friuli Venezia Giulia. A più tardi.